Possiamo andare. Cominciamo ragazzi? Allora, fate le foto di rito, anche oggi è una giornata estremamente importante, soprattutto per la comunità di Marghera. Uno dei primi incontri che ho avuto con l'assessore, con Simone, il nostro assessore Venturini, è stato proprio quello di dire: sono anni che noi stiamo cercando di soddisfare quelli che sono i bisogni sanitari per la realtà di Marghera. Ci sono diverse soluzioni in campo, bisogna arrivare a una definizione. Oggi direi che lavorando in squadra e avendo, come è successo in questi anni, il sostegno della Regione, in particolare dell'assessore Lanzarin, che ci è sempre stata vicino, arriviamo ad un evento importante, all'abbattimento di questa scuola materna che è stato uno dei riferimenti della comunità. Si abbatte una scuola e cresce un servizio sanitario strategico per la comunità di Marghera. Cresce la casa della comunità che accoglierà tutti i servizi per questa popolazione e per questa fascia di territorio che, a mio avviso, sta rifiorendo, visto anche gli importanti interventi che il Comune sta realizzando in questa area e quello che è la città giardino. Insieme noi, il Comune e la Regione, stiamo riportando ad un livello di vivibilità questo territorio, direi assolutamente importante e unico. Ringrazio qui l'assessore Venturini che ci ha sempre sostenuto, ringrazio l'assessore che quando c'è stato bisogno ha sempre dato un apporto costruttivo alle nostre scelte, ringrazio tutta la comunità di Marghera proprio perché riteniamo che insieme, uscendo dal Covid, abbiamo costruito delle relazioni che oggi ci lasciano sperare molto positivamente nel futuro. Grazie. Allora, è mio il compito di ringraziare, unendomi a questo flashback del direttore, l'azienda sanitaria e la regione, perché è vero, del nuovo distretto sanitario di Marghera si parla un po' come con la piscina, quindi da almeno 20 anni, che si dice sì, quello lì è un po' inadatto, è un po' piccolino, poi negli ultimi anni richiedeva alcuni lavori di restauro. Si è sempre posto il tema di dove realizzare un distretto, se ristrutturare l'esistente, sapendo poi quanto era complesso pensare alla fase intermedia finché c'erano i lavori dove spostarlo, o dove realizzare quello nuovo. Però, come tutte le cose, finché restano petizioni di principio e nessuno ci mette poi le mani, rischiamo che appunto il distretto non si veda. Finalmente, insomma, grazie alla bella collaborazione instaurata e grazie all'operazione che la Regione Veneto è riuscita a fare nell'ambito dei fondi legati alla ripartenza post-Covid, siamo riusciti ad agganciare il treno giusto e quindi correndo veramente contro il tempo, perché abbiamo avuto 2 mesi per far tutto, e grazie alla capacità della struttura dell'ULSS, al lavoro fatto in comune, ringrazio il Consiglio Comunale che ha votato subito le varianti in tempi rapidissimi, ringrazio la consigliera Visentin in rappresentanza di tutto il Consiglio Comunale e la Municipalità che ha votato anche lei a sua volta la variante urbanistica, la struttura dell'azienda zero e la struttura della Regione del Veneto, perché c'erano le autorizzazioni, l'autorizzazione all'acquisto e a tutto quello che ne è conseguito, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Il risultato è che un luogo che era scuola, poi è diventato un po' un buco nero di degrado, di abbandono, di delinquenza, oggi scompare e rinasce un servizio al cittadino nel pieno centro di Marghera, collegato perfettamente col tram, con l'autobus, con la bici, con i parcheggi, col treno. È proprio al centro, nel cuore della piazza che sta cambiando volto. Butteremo giù a breve anche le 6 casette gialle in piazza, riqualificheremo l'intera zona, a breve partirà l'intervento per la nuova questura di Marghera, di Mestre, di Venezia in via Ulloa, e quindi oggi mettiamo la parola inizio a un percorso di riqualificazione molto più complesso che vede però nel distretto il fulcro, perché la sanità è al centro dei bisogni di una comunità, in particolare quella di territorio, e come sempre sta facendo la Regione lo sta rimarcando nelle sue operazioni di casa della comunità. Qualche settimana fa eravamo in via Cappuccina per raccontare la riqualificazione e l'ampliamento di via Cappuccina, un distretto importantissimo. Oggi siamo a Marghera
a breve partiranno i lavori all'ospedale civile di Venezia, quindi è un intero pacchetto di interventi che nel giro di 5-6 anni consegneranno all'intero comune di Venezia e ai suoi cittadini una sanità completamente ridisegnata nella sua parte strutturale, edilizia, che vuol dire migliori servizi, migliore qualità dell'intervento, anche di vita del personale, su spazi migliori si lavora meglio, attrezzature, investimenti e appunto inserimento all'interno di una comunità. Davvero grazie al direttore Contato e a tutta la sua squadra, che vedo qui numerosa e sempre molto attenta. Grazie all'assessore Lanzarin, con cui c'è ormai da 9 anni, ci sentiamo molto spesso, c'è una bellissima collaborazione, e grazie alla comunità di Marghera, alla municipalità e al consiglio comunale che hanno lavorato correndo per arrivare a questo risultato. Grazie. Dice qualcosa? Ma sì, io sono contento e orgoglioso di questa situazione, anche perché avere qui, buttare giù una realtà del genere che è ormai diventato un ceppo di una situazione molto delicata e pessima e negativa del nostro territorio è molto importante. È molto importante perché iniziavano dagli spacciatori a persone senza dimora a venire all'interno di questo territorio che è in centro. La Marghera sicuramente ci lasciava un po' sbigottiti perché tante volte non sapevamo cosa fare, in quanto nel momento che anche li svuotavamo dopo qualche ora per causa di forza maggiore, per la legge che glielo permette, purtroppo viviamo in questo periodo, ritornavano dentro, per cui c'era sempre una lotta continua a evitare che queste situazioni potessero ritornare, e ovviamente i cittadini qui accanto continuavano sempre a lamentarsi di questa situazione. Ma oggi è cambiato tutto, da oggi avremo una realtà nuova, una sanità, un distretto sanitario in centro nel nostro territorio, vicino a tutti i mezzi di trasporto, al tram, al pullman, per cui tutti i nostri cittadini, anche delle zone un pochettino più lontane del nostro territorio, non nel centro, potranno riuscire ad arrivare qui in tutta facilità. Per cui grazie ancora per questo evento che stiamo, per questa realtà. Ringrazio ovviamente il Comune, l'assessore e tutti coloro che hanno partecipato per la realizzazione di questo progetto. Grazie. Voi state assistendo, vedete c'è un po' questa roadmap che stiamo girando un po' in tutto il Veneto. Ricordava l'assessore Venturini, che ringrazio, poche settimane fa eravamo a Mestre e quindi eravamo dall'altra parte, però anche in giro per tutto il resto del territorio del Veneto, nella messa a terra di quella che è la nuova organizzazione per quanto riguarda la medicina territoriale, la medicina distrettuale, territoriale di prossimità, e questa è una delle 99 case della comunità che sorgeranno in regione del Veneto. In questo caso specifico, voi sapete, nella vostra azienda sanitaria saranno 11 in totale le case di comunità che ci saranno costruite, e che avranno un ruolo fondamentale, un ruolo importante di integrazione con la parte ospedaliera che stiamo potenziando. Lo ricordava sempre l'assessore, sia per quanto riguarda Venezia città, sia per quanto riguarda l'Angelo, quindi l'ospedale hub di questa azienda sanitaria, sia per quanto riguarda anche gli altri ospedali, quindi Dolo, Milano e tutto il resto, quindi, e Chioggia. E quindi veramente un investimento continuo sia sulle strutture ospedaliere, legate appunto all'efficientamento, legate alle nuove tecnologie, legate a tutti quelli che sono oggi sempre alzare l'asticella per quanto riguarda la qualità, ma con un focus legato anche ai fondi PNR, come ricordavamo, al territorio. E le case della comunità avranno questa funzione di collegamento rispetto all'ospedale e soprattutto di presa in carico delle persone, della fragilità, dell'invecchiamento della popolazione, essere vicini, e quindi sono dei luoghi di salute vero e proprio. Il fatto, io credo, che in molti casi, come nel caso specifico, siano anche ristrutturazioni di altri luoghi sociali, una scuola per esempio, e in molti casi sono scuole dismesse che oggi non funzionano più, quindi in tante parti del Veneto
questa funzione è stata ricoperta da una funzione oggi sanitaria, sociale, sociosanitaria, credo che sia molto significativa, perché rimane sicuramente una funzione pubblica a servizio dei cittadini, proprio in quell'ottica di comunità, territorialità e prossimità che sono poi i concetti base. Questa è una delle case comunità accanto a un'altra in provincia di Vicenza, quella anche economicamente diciamo più importante, perché mi sembra che siamo circa sui 10 milioni di euro, in parte sono fondi PNR, in parte sono fondi del Fondo Sanitario Regionale, quindi non sono tutti fondi che arrivano dal PNR missione 6, ma sono fondi che arrivano anche dal Fondo Sanitario Regionale, e avrà anche una dimensione importante, quindi potranno trovare spazio sicuramente, oltre a tutti i servizi insomma, che oggi sono un po' dislocati, quindi anche un'ottica di razionalizzazione, ma io non parlo solo di razionalizzazione, parlo di efficienza e anche chiaramente di accessibilità migliore per il cittadino e per l'utente, anche tanti servizi insomma che oggi sono un po' dislocati, e un ruolo principale su cui stiamo costruendo tramite dei tavoli insomma proposti sarà tutto quello legato anche alla medicina territoriale, con i medici di famiglia, con il ruolo che avranno all'interno di queste strutture. Credo che diventi fondamentale proprio nel poter dare dei luoghi di salute sempre più vicino alla popolazione, una popolazione fragile, una popolazione sappiamo oggi che ha bisogno di una presa in carico continuativa, sempre più vicino al proprio domicilio, quindi questo è l'obiettivo principale. La scadenza, voi sapete, è una scadenza dettata da quelli che sono i vincoli PNRR, devo dire che il Veneto, le aziende sanitarie, quindi saluto e ringrazio la direzione strategica, il direttore contatto dell'azienda Uso tra Serenissima, stanno veramente correndo con i loro uffici tecnici in maniera molto molto forte, perché voi capite che la mole di investimenti e di messa a terra oggi di programmi che abbiamo in tutto il Veneto è una mole molto importante, se pensiamo non solo a tutti gli investimenti legati al PNR, alla missione 6, il DM77, quindi case della comunità, COP, ospedali di comunità, attrezzature di ultima generazione, ma se pensate anche a tutti gli investimenti che noi stiamo mettendo a terra per quanto riguarda gli ospedali, i nosocomi, sono tutte le strutture sanitarie che sono insomma investimenti altrettanto se non anche maggiori, e quindi qui insomma va rimarcato e sottolineato come le direzioni strategiche delle nostre aziende sanitarie, gli uffici tecnici insomma stiano facendo effettivamente un grande lavoro. Io mi auguro insomma che questi diventino dei presidi di salute dove il cittadino poi sa di potersi rivolgere e sa anche di potersi rivolgere trovando un collegamento anche con la parte sociale del comune, perché questo è anche uno dei fini ultimi che hanno queste strutture, ossia che in un luogo fisico unico il cittadino, l'utente, la persona fragile possa trovare tutte le risposte e quindi agevolare anche il cittadino sotto questo punto di vista. Grazie Assessore. A questo punto possiamo dare la parola ai tecnici per dare il via alle operazioni diamo il via di demolizione.